questi sono soldi della camorra. Vabbè, dov'è il problema? Non lo so, io te lo dico proprio, ci dobbiamo stare attenti. Io ho fiducia in te, ti ho conosciuto da poco. Vabbè, ma mica li cambiamo noi, li facciamo cambiare. Non lo so, sono affari tuoi. L'ombra della camorra si allunga su Marghera. L'ultima puntata dell'inchiesta della testata online Fanpage sui traffici illegali in Campania mostra una misteriosa donna dall'accento veneto proporre all'ex boss camorrista Nunzio Perella, infiltrato per il giornale, un'area per lo stoccaggio di rifiuti nelle vicinanze del porto commerciale di Venezia. Secondo gli autori dell'inchiesta, la donna avrebbe fatto da tramite per una cordata di imprenditori locali, millantando familiarità con esponenti della politica locale e nazionale. La magistratura deve fare chiarezza perché se ci sono mele marce nel nostro territorio debbono essere individuate. Marghera ha già pagato un prezzo altissimo per i traffici illeciti intorno al porto e al sito industriale, ricordano dal Movimento 5 Stelle. È necessario usare ogni mezzo per impedire infiltrazioni della criminalità organizzata nel nostro territorio. La figura dell'agente provocatore è stata da noi espressamente presentata e proposta in Parlamento nel 2015 e nel 2016. Queste nostre proposte sono state bocciate. L'agente provocatore, come è appunto questo rimedio utilizzato da Fanpage, è utilissimo e serve anche per i reati di corruzione che danneggiano il nostro Paese. Al di là di eventuali aspetti penali, sostengono i grillini, la politica ha il dovere di impedire che Marghera diventi il terminale delle rotte dei rifiuti. Per questo sito il futuro deve essere un altro. Diciamo un no chiaro, un no a nuovi siti di stoccaggio per rifiuti tossico-nocivi a Porto Marghera. Porto Marghera deve essere recuperata, sono già stati fatti dei tentativi in passato anche con l'aiuto e l'avallo della Regione e fortunatamente la popolazione si è sollevata contro queste ipotesi, le ipotesi del revamping di Alles e anche altri episodi.